Amici di Sportiferi, buonasera, un saluto dal vostro caro Marco Genduso qui per commentarvi il ritorno della sfida tra Real Sports e Palermo Futsal Club. Si parla di Coppa Sicilia. Fischietti in bocca e inizia la sfida, inizia il girone, la sfida di ritorno tra Real Sports e Palermo Futsal Club con il Domino in possesso della sfera verso Abruscato. La Fiera lotta, Abruscato, c'è anche Nicchia in anticipo, prova il rimpallo, non funziona, Di Chiara è duro, ma vende il pallone, Di Chiara, guarda la porta, Di Chiara, Scialabba! Avanti, Nicchia intercetta, poi Cumbo, Lopez sul pallone, la Fiura la porta lì sulla suola, poi apre per Di Chiara, secondo palo Lopez! Questa volta non sbaglia la scelta Di Chiara, va sul secondo palo e Lopez fa uno dei gol probabilmente della sua carriera, fa 1-0 di questa formazione. Nicchia, buona recupero del pallone, poi la Fiora! E questa volta è capitato essere divorato perché poteva, anzi, cambiamo verbo, doveva calciare meglio. Poi 1-2 con Domino, forse fortuito, ma riesce comunque a passare. Nicchia in mezzo a due, salta l'1, Nicchia è veloce, Nicchia, il palo, trema ancora! Rimettersi sull'attenti. Franco, taglio geniale per Lopez, Scialabba ancora, ma che palla aveva dato Franco, giocano benissimo rosanero, confezionano tante azioni da gol, però forse un po' come contro il Bisacquino un po' di lucidità lì davanti manca. Una carriera molto importante quella di Lorenzo Chinnici, anche in categorie più alte. Abruscato! E buca San Martino non perfetto qui, fa 1-1, poi viene incitato dai compagni ad Abruscato, palla con l'esterno per Damiani, San Martino, qua miracoloso invece, si è rifatto dopo l'errore del gol. Teckel, palla che gira bene adesso, Abruscato apparecchia, palla dentro e sul secondo palo Di Salvo interviene e fa 2-1. Bene i due, vuole il destro, Damiani da fuori, deviazione, forse la tocca a Domino ed è 3-1. Poi chiedeva anche un fallo, non è stato ravvisato. Di Chiara apre, Nicchia può calciare, Scialabba ancora, poi di testa Di Chiara e si è sbloccato anche lui, grande palla di Nicchia, 3-2, l'hanno riaperta ragazzi rosaneri. Ha messo lì quel pallone giusto su Pisani, poi Franco e la traversa a negargli il gol, Scialabba non avrebbe potuto fare nulla questa volta, era fermo lì, forse qualche preghierina per il portiere. Il pallone mette dentro, Franco, secondo palo cercato, non trovato, poi Lopez va a 1000 su questo pallone, tacco, poi Franco intercetta, Franco ancora Scialabba, l'altro, poi Bisè si apparecchia, Damiani, San Martino, cosa ha preso questa volta, poi Di Chiara, praticamente da calcio a 11 questa volta, si prende il fallo, calcio di punizione, Zanero. Nicchia va sul destro, sceglie la porta, Diego Alario, non sbaglia! E fa il gol del 3-3 sul secondo palo, palla geniale di Nicchia. Va sul sinistro, apparecchia Vitiello, vediamo se calcia. Ci ha pensato, lo fa a destra Vitiello! E stava per farlo bellissimo con un tiro dei suoi Dante Vitiello. Sei un giocatore classe 88, ma corre praticamente come un giocatore con 20 anni meno. Scanavino! Fa tutto solo, lo fa bellissimo! Fa 4-3 soprattutto. Abruscato non aggancia il pallone e poi va bene così perché finisce 4-3 la sfida, vince Real Sports contro il Palermo Futsal Club, ma il passaggio del turno è per la formazione rosanero che approda dunque alla fase successiva.